Buonasera, ben ritrovati con noi e con i nostri ospiti. Dedichiamo un'altra puntata, un altro approfondimento ai cosiddetti diritti inespressi, sempre supportati dallo SPI-CGIL del Veneto e quelli provinciali, naturalmente, i super esperti che fanno delle considerazioni, delle valutazioni sulla pensione di chi va allo sportello, prenotando naturalmente la visita per verificare se quello che prende è una cifra corretta oppure se nel tempo addietro avrebbe avuto diritti a qualche prestazione ulteriore, a delle importi che non sono stati ricevuti, ma perché? Perché non è stata fatta domanda, e ricordate che bisogna sapere sempre fare la domanda. Per fortuna che c'è lo SPI. Che bello lo slogan, per fortuna che c'è lo SPI, vero? Allora, due cose, segretario, vi presento anche i nostri ospiti perché Massimo Cestarro ormai lo conoscete, segretario dello SPI-CGIL del Veneto, ci supporta in queste, non solo in queste campagne ma in tante iniziative dello SPI, ben ritrovato. Questa volta è accompagnato da Maria Pistorello, segretaria SPI-CGIL di Vicenza, ben ritrovata, Antonella Franceschini, segretaria SPI-CGIL di Padova, ben arrivata, e Celeste Bigoni, segretaria SPI-CGIL di Rovigo. Buonasera. Che rappresentano tutte le province del territorio veneto, è vero segretario? Perché tutto sommato a livello regionale siete a posto con i diritti inespressi. Però c'è da fare una premessa, c'è il rischio truffe in questo periodo che incombe? Abbiamo detto altre volte, adesso noi facciamo questa campagna sui diritti inespressi che sono quei diritti che i pensionati hanno ma che non sanno di avere. E se uno non sa di avere un diritto neanche lo chiede. E quindi noi facciamo questi momenti di informazione e di comunicazione, in questo senso ringraziamo anche TV7 perché ci dà una mano, insomma, a dire, a spiegare ai pensionati che devono fare la verifica dei loro trattamenti pensionistici. Ora, siccome questa campagna sta avendo un successo importante, nel 24, nella seconda metà del 24, noi abbiamo recuperato dall'INPS a favore dei pensionati una cifra attorno ai 2 milioni e mezzo, che insomma sono cifre importanti, poi vedremo i casi e insomma sono a volte dei ritorni davvero significativi dal punto di vista dei trattamenti. Ma non vorremmo che in questa nostra campagna si infilassero dei truffatori. Lo dico perché nelle settimane scorse addirittura lo stesso INPS ha inviato delle mail a quelli di cui aveva la disponibilità dell'indirizzo di posta elettronica per dire attenzione perché vi arrivano richieste falsamente dall'INPS in cui vi chiedono i dati bancari, vi chiedono di fare dei collegamenti con link, di fornire dati sensibili, e l'INPS dice non siamo noi non chiediamo questi dati, e quindi attenzione alle truffe. Lo diciamo perché appunto facendo noi qua in Veneto una campagna molto forte sui diritti inespressi, non vorremmo che qualcuno telefonasse al pensionato spacciandosi per un volontario dello SPI-CGIL, dica al pensionato guarda hai dei diritti inespressi, forniscimi i tuoi dati, i dati bancari, insomma dati sensibili. Non fornite mai i vostri quindi poi dati, scatta la truffa. Allora, lo SPI-CGIL non chiama nessuno a casa, risponde alle richieste dei pensionati che si recano presso gli sportelli, presso le sedi dello SPI. Quindi diffidare sempre da quelli che telefonicamente si spacciano, come abbiamo visto anche in qualche altra puntata, addirittura per rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, adesso come INPS appunto. Oppure scrivono con intestazione della banca, ma non è la banca che scrive. Esatto, e in molti casi le truffe, siccome sono dei professionisti che fanno queste truffe, diciamo la truffa è fatta bene, cioè nel senso che si presentano con messaggi SMS o posta elettronica con il logo della banca o il logo della Polizia di Stato, eccetera. Quindi molta attenzione nel caso specifico, siccome stiamo parlando di recuperi importanti anche dal punto di vista dei
trattamenti economici, lo SPI CGIL non chiama pensionati a casa. Chiaro. Quindi le pratiche che vengono messe in atto sono sempre, soltanto ed esclusivamente su richiesta del pensionato. Chiarissimo, quindi questo è fondamentale. Poi sono tante le cose che possono essere richieste effettivamente, per cui anche non vergognarsi di andare a chiedere, perché c'è un altro aspetto che tante volte si trascura, che è un po' come quando si è oggetto di truffe, di raggiri, si va all'associazione consumatori o non si va all'associazione consumatori, se no non si va a fare denuncia o querela, eccetera. Una persona ha dei diritti, qua stiamo vedendo cos'è che si può recuperare, le prestazioni legate all'invalidità civile, l'importo aggiuntivo, la maggiorazione, l'integrazione del trattamento minimo, e si ha quasi vergogna di andare a chiedere, perché sì, anche in tanti casi succede anche questo. Ma cioè, non è che tutte le persone sono uguali, ed è legittimo. È vero, diciamo, dobbiamo dire, stiamo dicendo ai nostri pensionati che siamo in un ambito di assoluta normalità, insomma, esatto. Nel senso che, poi magari lo diremo anche sull'INPS, nel senso, vabbè, diciamo all'alba del terzo millennio magari si potrebbero incrociare i dati, insomma, ecco, quindi e verificare diciamo già alla fonte se quel pensionato ha un diritto o meno, però diciamo siamo nell'ambito di un'assoluta normalità, per cui il pensionato si rivolge allo SPI, si fa verificare la propria pensione. Può essere benissimo che sia tutto quanto a posto e non c'è nessuna vergogna, non c'è nessun problema, e può darsi invece che quel pensionato abbia dei diritti. È importante farlo perché dopo 5 anni quei diritti vanno in prescrizione. Bravissimo, questo è fondamentale. Avremo e abbiamo dei casi nei quali quel pensionato magari aveva quel diritto da 7, 8, 10, 15 anni, in realtà possiamo recuperare gli arretrati solamente per gli ultimi 5 anni, naturalmente con l'adeguamento del trattamento pensionistico che gli dura per tutta la vita, ma quella parte precedente, quella antecedente i 5 anni la perde. Ecco, e quindi è sempre utile perdere 5 minuti, andare nelle sedi dello SPI, trova sempre delle persone simpaticissime, i nostri sono volontari, quindi insomma quindi tutto quello che mettono a disposizione. Ma professionisti. Ma professionisti, qua lo dico per essere chiari, non in tutte quante le strutture dello SPI, che è diffusissimo, certo, in tutto il territorio c'è l'esperto, però sicuramente c'è una persona che gli dice: guarda, vai presso la sede dello SPI di 3 vie a fianco, che lì c'è il nostro delegato che si occupa specificatamente di queste questo è importantissimo. Allora voi dite: ma quali sono questi casi? Ne abbiamo già parlato, quindi vi invito anche a ricercare le scorse puntate che hanno approfondito questi temi, ma noi a bomba andiamo su Franceschina, segretaria di Padova, che ci racconterà di un caso: maggiorazione sociale. Allora, riguardo a questi casi c'è da dire che, come abbiamo detto la volta scorsa, molto spesso stiamo parlando di redditi molto bassi. Nello specifico parliamo di un pensionato di 88 anni titolare di assegno sociale. L'assegno sociale, ricordo, non è una pensione ma una prestazione assistenziale che viene riconosciuto a chi non ha un montante contributivo sufficiente per avere una pensione appunto derivante dal lavoro, oppure che non ha versato, non ha diciamo lavorato presso le aziende o datori di lavoro, e quindi insomma, e molto spesso ricordiamo che quelle persone che non hanno potuto lavorare perché magari si sono dedicate alla cura familiare. Infatti questa è una signora di 88 esatto, anni. Esatto, è una signora di 88 anni, titolare, potrebbe passare ancora, avrebbe potuto passare ancora meglio gli ultimi anni di vita, perché gli siete riusciti a recuperare una bella cifra. Esattamente. Sì. Allora, appunto, non essendo una pensione ma una prestazione assistenziale, viene riconosciuta a step, nel senso che la signora l'ha percepita a 65 anni, poi nel tempo l'età per poterne averne diritto è aumentata, infatti ad oggi si percepisce dai 67 anni, però poi ci sono dei vari step con delle maggiorazioni riconosciute
col passare del tempo. Se però non vengono chieste rimane sempre l'importo base senza questo aumento. Quando la signora appunto a 88 anni si è rivolta a noi abbiamo verificato che non erano mai state riconosciute né la maggiorazione sociale, che appunto sono questi importi aggiuntivi, e neanche l'incremento. L'incremento, ricordiamo che del 2001 era quel famoso incremento al milione che però poi viene riproporzionato in base ai redditi del nucleo familiare, perché in questo caso vengono considerati i redditi non solo del richiedente ma anche eventualmente del coniuge. La signora aveva una pensione ridotta perché appunto erogata tenendo conto anche dei redditi del coniuge, però in ogni caso sempre un limite molto basso, perché per avere l'assegno sociale veramente il limite anche coniugale non supera i 14.000 euro, quindi parliamo sempre di redditi molto bassi. Abbiamo verificato che aveva diritto ad avere un importo aggiuntivo di 159 euro mensili. Tenendo conto della retroattività di 5 anni abbiamo recuperato ben 11.300 euro, quindi una bella boccata d'ossigeno per questo nucleo familiare, per questi pensionati. Assolutamente, teniamo conto che se poi uno ha bisogno di un'assistenza familiare o una casa di andare in casa di riposo e tutto, insomma ti dà un attimo l'età di in cui si è più fragili perché necessitano di maggiori assistenze e maggiori cure sanitarie. Che diventa importantissimo. Allora, parliamo anche di pensione di vecchiaia, del sistema contributivo, questa volta con Maria Pistorello, da Vicenza, segretaria di Vicenza. E qual è il caso? Tra i tanti che voi avete, so sempre che avete estrapolato dei casi per raccontarli, ma in realtà sono tantissimi. Questo è un caso che è proprio scaturito da una trasmissione come questa, per cui era stato trattato il caso proprio di una signora che, pur avendo un numero esiguo di contributi versati, è riuscita ad ottenere ugualmente la pensione. Ora ricordo che attualmente per avere il diritto alla pensione di vecchiaia ci vogliono almeno 20 anni di contributi, ma con il sistema interamente contributivo, quindi per chi ha versato i contributi a partire dal 1995, bastano 5 anni di contributi versati e al compimento del 71esimo anno di età si ha diritto a una pensione, naturalmente calcolata in base ai contributi che questa persona ha versato. Allora sono venute due amiche. Interrompo solo un attimo, qualsiasi tipo di contratto, perché stiamo pensando appunto a quegli anni che magari c'erano i famosi co-co-co. Stiamo parlando di anni di contributi versati, quindi uno può avere lavorato anche discontinuamente, ma la somma dei suoi contributi è di quell'entità, 5 anni deve essere almeno. Certo. Allora queste due amiche sono venute nei nostri uffici, in una nostra sede dello SPICIGL, una con 10 anni di contributi versati e l'altra 8 anni e 3 mesi, a chiedere: ma noi potremmo rientrare in questa casistica? Allora la signora in questione, quella con 8 anni e 3 mesi di contributi, di 75 anni, aveva cominciato a lavorare dopo il 95 facendo la badante in regola, quindi con contributi versati, tutto regolare, e per questo non aveva mai lavorato prima, pur avendo una certa età. L'amica invece aveva lavorato ma subito da giovane, e quindi quegli anni là erano con contributi versati prima del 95. Per la signora con contributi versati prima del 95 non c'è niente da fare, perché se non hai attualmente i 20 anni non puoi avere la pensione di vecchiaia. Per questa donna invece è stata riconosciuta la pensione di vecchiaia, naturalmente 197 euro al mese, perché è stata calcolata con i contributi che non erano veramente elevati, però insomma ha avuto i suoi 197 euro. Tra l'altro con il sistema interamente contributivo non si ha più diritto all'integrazione al trattamento minimo,
perché non c'è più questo, quindi mentre col sistema precedente una persona che era sotto al trattamento veniva integrata, e quindi però in questo caso la signora ha avuto il riconoscimento del suo mensile di pensione e gli arretrati dei 5 anni precedenti. 10.244 esattamente, 10.244 euro, molto contenta. La sua guarderò amica sempre la televisione. Non era contenta per niente, perché diceva in effetti la questione, quei contributi si chiamano i cosiddetti contributi silenti, quelli che la collega Antonella, che ha fatto per tanti anni il patronato Inca, vero Antonella, lo sai bene, che purtroppo non danno diritto ad avere una pensione. Però, lo ripeto, per chi ha versato contributi dopo il 1995, quindi neanche un contributo prima, può esserci la possibilità, con almeno 5 anni contributi versati, la possibilità di avere la pensione di vecchiaia. Perfetto, beh dai, questo è consolatorio, però attenzione, adesso tutti quanti diranno cosa sono i contributi silenti. Ecco, sono quelli che non danno diritto a nessun tipo di pensione. Una sfortuna, sono cose che è meglio neanche tener conto. Andiamo in pubblicità qualche secondo, poi ritorniamo insieme che abbiamo altri casi da affrontare. Allora, ritorniamo insieme, stiamo parlando di situazioni finalmente in positivo, cioè da un lato viene un po' così la tristezza di dire caspita, se non fai queste domande non ti arrivano i soldi, però quando si sente che si recuperano dei soldi parliamo in positivo con lo SPCGL di cose che si sono ottenute, con tutte quelle che state lottando per ottenere, queste sono cose positive. Andiamo da Bigoni, andiamo da Rovigo e parliamo di assegno al nucleo familiare su reversibilità. Che cos'è? Di che cosa si è trattato? Qual è il caso? Allora, noi controlliamo centinaia di pensioni attraverso quel modello che si chiama OBSM, che è il certificato di pensione sostanzialmente. Ovviamente non in tutti i controlli riscontriamo dei diritti inespressi o delle prestazioni, come le chiama l'INPS, legate al reddito, perché fortunatamente sono corretti e quindi bene. Certo. Poi abbiamo anche dei casi dove non si passa direttamente attraverso il controllo di questo modello, ma come in questo caso è venuta la figlia di questa signora pensionata, novantenne, vedova, il marito era un dipendente dell'Enel. È bello che abbia detto che è venuta la figlia, come raccontava un'amica, perché ci può essere delegata anche i figli. La mamma aveva già riconosciuto l'invalidità. L'invalidità può essere riconosciuta al 100% con o senza l'indennità economica di accompagnamento, la cosiddetta pensione d'accompagnamento, pensione di invalidità. Comunque il diritto, indipendentemente appunto dall'assegno, se c'è o non c'è, se viene riconosciuto il 100%, il diritto al cosiddetto assegno familiare comunque sussiste. Quindi è venuta la figlia con il certificato medico da noi, perché facciamo anche questo tipo di attività, il certificato medico, tutta la documentazione che gli abbiamo detto che serve per fare la domanda di aggravamento per la mamma. Nel momento in cui noi abbiamo raccolto la pensione, alla quale fra l'altro va anche allegato il precedente verbale dell'invalidità già riconosciuto, abbiamo visto che aveva comunque il 100% e quindi ci siamo posti il problema di andare a verificare se c'era un diritto precedente da rivendicare. E appunto, fatto questo tipo di attività, lei aveva il 100%, il marito che era deceduto anni prima era un dipendente dell'Enel e quindi abbiamo scoperto che aveva diritto a questo assegno che precedentemente era già stato anche trattato, ma ritorna, è uno dei diritti inespressi che più scopriamo.
questo assegno scattava il diritto, sono 52,59 ma 52 euro circa 53 al mese, e abbiamo recuperato i 5 anni di arretrato, 60 mensilità, che moltiplicato per 52 dà l'importo degli arretrati, e la messa in pagamento per i mesi a venire che questa signora avrà sulla sua pensione. Fra l'altro abbiamo anche avviato con questa persona, che questo rientra anche nella nostra attività, che non è solo sempre specifica rispetto a somme o importi, ed è l'attività del cosiddetto sportello sociale che noi abbiamo, nel senso che alle persone particolarmente fragili, come in questo caso, 100%, 90 anni, che deve fare una domanda di, come si dice, di invalidità, di aggravamento, è ovvio che va seguita in un modo diverso rispetto agli altri. Noi con questo sportello sociale, che cosa facciamo? Ci prendiamo in carico la persona fragile, la accompagniamo per tutto il periodo, il percorso che ha dal momento in cui fa la domanda a quando gli verrà riconosciuta l'invalidità, gli consigliamo di fare tutti i passaggi che sono necessari per avere non solo l'assegno familiare, ma che viene volgarmente detto assegno di cura, che sarebbe l'impegnativa di cura domiciliare, che sono degli importi erogati a sostegno delle persone che hanno questo tipo di fragilità. Li aiutiamo quando hanno il diritto, che alla esenzione dell'IVA sulle auto per gli invalidi, oppure come fare per avere il tesserino per il parcheggio degli invalidi, oppure fate tutto questo lo fa lo SPI. Oppure ancora per quanto riguarda il fatto di avere esenzioni da ticket, eccetera. Quindi ci prendiamo in carico la persona, questo sportello sociale, dove abbiamo i nostri collaboratori che sono specifici per questo tipo di tematica, gli passiamo in brutto termine, facciamo conoscere la persona, se la prendono in carico e la seguono dall'inizio alla fine. Noi abbiamo scoperto l'assegno, bene, ma poi altre prestazioni ci sono che vengono seguite dallo sportello sociale, quindi in questa integrazione facciamo questo tipo di attività. Non è cosa di poco conto, anche perché non è facile farlo, infatti. Volevo chiedere, visto che passo la parola alla nostra segretaria di Padova, che è stata nell'Inca tra l'altro, proprio per precisare, perché giustamente tante volte anche noi andiamo in confusione, ma anche i nostri telespettatori, questa parte previdenziale la fa l'Inca, la fa il patronato, perché che cosa fa l'Inca? Due parole. Allora, quando parliamo di diritti inespressi, diciamo che appunto noi facciamo una verifica, come diceva Celeste, no? La presa in carico della persona che si rivolge a noi, e la seguiamo, diciamo, facciamo un'analisi della sua posizione. Poi lo SPI non ha, diciamo, gli strumenti informatici per poter inoltrare le domande, per cui si avvale dell'Inca, che collabora in stretta attività, per poi inviare le richieste all'INPS, perché sono delle vere e proprie istanze che vanno inviate e poi l'INPS le dovrà elaborare in base ai dati che noi abbiamo raccolto. Quindi c'è una stretta collaborazione tra SPI e patronato, perché l'uno è a supporto dell'altro, uno per la parte tecnica e l'altro invece per la parte di consulenza e di avvicinamento poi ai Assolutamente, questo era importante, perché puoi chiedere a lei segretario, giustamente alcuni dicono: ma se io ho il mio commercialista che mi segue e gli dico guarda che possiamo chiedere qualche cosa in più, non sempre, visto che c'è questa integrazione, visto che ci saranno degli algoritmi, c'è tutta una serie di un'attività che deve essere anche consolidata nel tempo, come diceva prima anche Maria Pestorello, questa segretaria, a mano, a volte si fanno i conti, non è che tutti possono farlo, bisogna assolutamente no. Allora, adesso senza entrare in dettagli, però lo SPI da qualche anno a questa parte, lo SPI e gli altri pensionati e gli altri sindacati dei pensionati hanno fatto un accordo con l'INPS che consente a un certo numero di delegati dello SPI di accedere presso la banca dati dell'INPS e verificare la posizione di quel pensionato, ed è una convenzione. L'Inca ha un'altra convenzione molto più antica rispetto a quella di cui parliamo noi, che consente di avviare le procedure.
E quindi non è. Quindi diciamo c'è lo SPI che verifica il dato, lì dove appunto c'è la necessità di diciamo, aprire un'azione nei confronti dell'INPS, questo lo fa il patronato in forza di una convenzione antica che esiste, tra i patronati e l'INPS. Non è una precisazione proprio per far capire l'attività, che non è facile. Torniamo a lei, Franceschini, raccontiamo di questo caso di integrazione al trattamento minimo, ovvero? Allora, prima abbiamo visto un caso di maggiorazione sociale su un assegno. Adesso invece di integrazione al trattamento minimo stiamo parlando di pensioni derivanti appunto da contributi versati. Però non sempre, pur lavorando diversi anni, Maria prima l'ha detto, ci vuole per chi ha contributi prima del 1995 almeno 20 anni. Una posizione con almeno 20 anni di anzianità contributiva, però molto spesso, pur avendo lavorato, la pensione non arriva ad un importo che è cosiddetto minimo, che viene stabilito ogni anno in base appunto alle condizioni economiche del paese. Comunque c'è un trattamento minimo sotto il quale non è possibile andare se i redditi familiari sono al di sotto di un certo importo. Quindi tenendo sempre in considerazione gli altri redditi, se una persona è in possesso anche di redditi diversi dalla pensione e poi tenendo conto appunto del nucleo, quando parliamo di nucleo non si intende l'intero nucleo familiare ma quelli del coniuge, certo. I redditi del coniuge. Ecco. Tenendo conto di tutti questi elementi, se la pensione non arriva a quell'importo minimo che adesso è commisurato a 603 euro, è possibile integrarlo. Quindi se la mia pensione a calcolo è al di sotto di questo importo e il complessivo analisi dei redditi mi consente di fare un'integrazione, può essere parziale o totale ovviamente, però mi può portare ad avere minimo quell'importo lì. Perfetto. Quindi è un ulteriore sostegno alle pensioni basse, anche se continuiamo a parlare di importi che... Comunque arretrati per 12.559 euro più 295 euro anche al mese. L'integrazione al trattamento minimo dà diritto al riconoscimento degli arretrati, quindi nel momento in cui si fa la domanda poi si retrocede di 5 anni nella verifica dei redditi e se ci sono le condizioni reddituali vengono riconosciuti, oltre che all'aumento mensile della pensione, anche un arretrato. Perfetto. In questo caso è importante perché vediamo il nostro caso è stato esatto. Maria Pistorello, un altro caso, parliamo invece di maggiorazione sociale e di incremento, andiamo verso la fine della trasmissione, sì. Quindi andiamo ecco, in questo caso la pensionata aveva una pensione integrata al trattamento minimo, non aveva nient'altro, è venuta da noi, abbiamo sempre fatto il controllo, in questi casi qua noi invitiamo sempre il pensionato a fare il controllo, perché lo dicevamo proprio bene, lo dicevano anche gli altri interventi. Qui stiamo parlando di pensioni medio-basse, non stiamo parlando di pensioni alte. Quindi... Infatti ci sono dei limiti di reddito sia individuali che coniugali entro i quali rimanere dentro, ma nel caso di questa signora qua ci siamo resi conto che poteva avere l'arretrato, la maggiorazione sociale della pensione e anche l'incremento. Quindi la sua pensione dai 603 euro che prendeva, scusate, è andata fino a 740 più euro 132 euro al mese, esatto. Ha incrementato la propria pensione di 132 euro al mese e ha preso anche gli arretrati, 8.600 euro di arretrati. No, è poca cosa. E questo è stato una bella bel risultato. Lo ricordo. Quando una persona ha una pensione integrata al trattamento minimo, quindi ai 600 euro, venga a fare il controllo, perché potrebbe essere che ha diritto a o maggiorazione incremento, insomma, dopo dipende dall'età anche che ha la persona. Importantissimo quanto ha detto Maria Pistorello. Sentiamo cos'altro ci racconta invece la segretaria Franceschini per la concessione del trattamento di famiglia, anche qui una donna molto anziana. Esatto, una donna molto anziana, ben 98 anni, anche lei in una condizione di invalidità
quindi titolare di una pensione di reversibilità, abbiamo visto che un po' è quel tipo di prestazione che non viene richiesta in automatico, quindi molte persone si trovano ad essere in questa condizione da moltissimi anni senza la consapevolezza di poterne avere il diritto, perché il caso è analogo a quanto prima esposto da Celeste, però vediamo che è proprio quel tipo di prestazione che più sfugge alle persone nel momento in cui si diventa invalidi, perché l'invalidità poi può subentrare in età avanzata, non sempre, insomma, no, quindi si è titolari di una pensione di reversibilità magari già da diversi anni, però nel momento in cui si è anche invalidi, appunto c'è la possibilità di chiedere questo assegno per se stesso, e per cui ci troviamo anche a persone che hanno un'età elevata, diamo la possibilità appunto di recuperare questo importo. Ecco, e quindi i ritratti sono 3.227 euro che avete recuperato, con 52 euro, quasi 53 euro al mese. Posso precisare una cosa, che questo tipo però di assegno viene riconosciuto a chi ha una pensione di reversibilità derivante da lavoro dipendente e non da lavoro autonomo, come coltivatore diretto, artigiano o commerciante. Però d'abbondanza è meglio in ogni caso andare a chiedere. Certo, è sempre meglio fare una verifica, perché magari ha diritto a qualcos'altro, magari un'integrazione al trattamento minimo. Assolutamente sì. Andiamo all'ultimo caso, passiamo adesso invece nuovamente alla zona di Rovigo, assegno al nucleo familiare 14ª, di che cosa si tratta? Si tratta di un pensionato con una moglie a carico, quindi l'unico reddito familiare è la pensione di questo pensionato, che nel momento in cui abbiamo fatto il controllo era di 1.066 euro netti, quindi stiamo parlando di 1.185 euro lordi. Non avevano nessun altro tipo di reddito, nemmeno la casa di proprietà, perché erano in affitto. E quindi l'unico reddito che era questo, che gli faceva scattare questi diritti. Nel corso del 77 anni, quindi era già da un po' che era in pensione, quindi torniamo al famoso discorso che è indispensabile farsi controllare la pensione quasi subito dopo, perché era da un bel po' di anni che era in pensione, precisamente 10, perché c'è andato con i 67 anni, ed aveva diritto all'assegno familiare, perché lui e il coniuge non si raggiungeva un determinato livello di reddito e quindi aveva diritto all'assegno familiare. Non c'erano fortunatamente per loro nessun invalido in famiglia e quindi l'importo, quello di 46,48 euro, è l'importo massimo che si può avere in queste situazioni. E poi aveva diritto ovviamente anche alla 14ª, perché il reddito familiare corrispondeva anche col reddito individuale in questo caso, e quindi aveva diritto ai 5 anni di arretrato di assegni familiari, 46 e 48, che hanno portato 4.887 euro. Complessivamente sono 4.887, di cui 2.870 di assegni familiari, e 2016, adesso vado mal contato, di arretrati della 14ª. Messi assieme, perché abbiamo fatto un'unica pratica, sono 4.880 euro. Quindi è stato contento. Vale la pena spendere un minuto su questa persona qua. Questa persona è partito nel 2020, aveva una pensione nel 2022, quindi non tanti anni fa, di 1.040 euro. Pagava 770 euro di tasse in un anno. Nel 2025 quei 1.040, a seguito della rivalutazione delle pensioni, che sarebbe l'adeguamento al costo della vita, non sono aumenti, sono adeguamenti e non sempre pari al 100%, è arrivato a 1.194 lordi, e netti sono 1.072, che sono quelli che abbiamo verificato. Purtroppo lui è passato dai 772 euro che pagava di IRPEF nel 2022 ai 1.379 che pagherà nel 2025.
solo questo per effetto dell'aumento del costo della vita e dell'adeguamento al costo della vita, quindi non di aumenti parliamo di adeguamenti che vengono tassati, e quei 46 euro gli saranno appena serviti per recuperare le maggiori tasse che lui paga, certo, visto che le tasse non aumentano. E forse sarebbe anche ora che si pensasse, secondo me, a pensare a ripristinare il famoso fiscal drag, si chiama tecnicamente, che sarebbe la non tassazione degli importi legati all'aumento del costo della vita, che servono per mantenere inalterato il potere d'acquisto. Se no il nostro potere d'acquisto finisce per terra. Finisce come siamo oggi. Esatto, e anche peggio. Allora grazie anche a lei segretario Celeste Bigoni, segretario SPCGL di Rovigo, grazie a Antonella Franceschin, segretaria SPCGL di Padova, Maria Pistorello, segretaria SPCGL di Vicenza, e naturalmente Massimo Cestario, SPCGL del Veneto. Una battuta di chiusura velocissima. Oggi qui noi abbiamo avuto i rappresentanti di Rovigo, di Vicenza e di Padova, ma è bene che si sappia che trovate analoghe competenze, analoghe disponibilità a Treviso, a Venezia, a Verona e a Belluno, cioè noi siamo presenti in tutte le province del Veneto e naturalmente con tanti delegati volontari e professionisti che sono in grado di dare le risposte ai pensionati. Se una persona che ci sente, ci segue, come è successo, quindi noi leggiamo tutte quante le vostre istanze, le vostre mail, è da fuori regione, da un'altra parte d'Italia, può interpellare il Veneto, lo SPCGL del Veneto, iscrivendosi allo SPI? Un consiglio glielo diamo, naturalmente però chiedendo di rivolgersi alla sede, alla loro struttura, ma perché poi c'è una pratica INCA che la fa quel territorio lì, cioè l'Inca del Veneto non può, diciamo, lavorare una pratica di un... Però comunque chiedere un parere è sempre sì, possibile. Grazie anche a lei segretario. Allora cari telespettatori, detto questo, fate le vostre considerazioni e riflessioni, non esitate, andate, prendete un appuntamento, fate controllare la vostra pensione. Grazie ai nostri esperti, ai nostri ospiti, a voi lascio alla pubblicità, noi ci rivediamo dopo, la trasmissione continua.